Buonasera a tutti, iniziamo perché comunque allora si comincia a fare tardi, c'è molto da parlare. Abbiamo anche l'occasione di diffondere questa serata tramite Radio TV Supramonte. Ringraziamo anche Cristiano per il lavoro che sta facendo, anche non solo per noi, ma in tutta la Sardegna, di rendere pubblico quello che avviene normalmente nell'ambito della lotta del popolo sardo contro vari tipi di soprusi e di ogni prepotenza che stiamo subendo, non solamente sull'ambiente, ma anche non solo sull'energetico, ma anche sulle basi militari, sul colonialismo, appunto, anche da quel punto di vista, oltre che di altre sostanze importanti. Quindi abbiamo un po' di carne a fuoco e voglio solamente ricordare che siamo qui per commemorare, e passerò poi la parola al Presidente, alla Veda Fabio, l'anniversario della fondazione del Presidio, che ricorre proprio oggi, 28 aprile. Oltre a quello parleremo anche di chi è che per primo ha promulgato il 28 aprile, nel senso che ha fatto da motore di spinta perché poi si sfociasse in una legge, in una promozione del 28 aprile come data importante per la Sardegna, per quello che è per noi e per chiunque abbia ancora a cuore quei moti rivoluzionari che potremmo anche sperare di ripercorrere in altro modo. Uno degli argomenti di cui dovevamo anche parlare è anche quello, dovevamo commemorare anche le nostre persone che in questi paio d'anni di lotta abbiamo perso per strada, a cominciare da Gianna Corda, a cui farei un grande applauso, è stato un grande combattente al nostro fianco perché non si è portato a giù il male del secolo questa porcheria che ci attanaglia. Dopo di lei abbiamo perso anche Anna Corona, anche per lei che è sempre stata presente e sono sempre tornati con noi a ricordo di quello che hanno dato. E poi anche avevamo preparato un omaggio perché sapevamo che oggi ci va messa anche la famiglia alla nostra Lauretta. A questo proposito poi chiameremo la nostra combattente Giusy, che ci reciterà anche un piccolo omaggio che ha composto il ricordo di Lauretta, e poi passeremo a tutte le altre cose. Passo la parola quindi al Presidente, che ricorderà appunto l'importanza per noi perlomeno di questa data. Buonasera a tutti, oggi è il 28 di aprile, l'anniversario della fondazione del Presidio, che coincide con anche Sadia de Sardina. È stata una scelta che avevamo cercato, voluto e messo in pratica. Io personalmente non sono un grande amante degli anniversari, anche perché se ne fa un utilizzo smodato e poi vengono utilizzati un po' come si fa con i santi dei calendari, insomma ogni giorno c'ha il suo santo e molte volte chi va a celebrare e anche chi o l'organizzazione politica, religiosa che invita lo ha osteggiato o addirittura ucciso. Se pensate un po' ai santi cristiani, molti di essi sono stati proprio fatti fuori dalla Chiesa stessa. Poi naturalmente, come succede sempre nelle cose degli uomini, dopo 100 anni ci si pente e li facciamo santi. La Sardegna io credo che vada festeggiata tutti i giorni, bisogna combattere per essa tutti i giorni con il nostro vivere quotidiano, con delle azioni a volte banali. L'abbiamo detto l'altro giorno, 25 aprile, compriamo sardo, mangiamo sardo, produciamo sardo, e quella uno pensa che non sia una lotta, ma è una lotta, è parte della lotta, perché se noi non lasciamo che la ricchezza vada fuori, i produttori sardi smetteranno di produrre. Già gli hanno creato delle condizioni che sono economicamente, diciamo, non praticabili per tutta una serie di cose. Questo lo vediamo soprattutto nelle campagne, perché c'è questa fuga dal produrre, perché produrre, coltivare non è più economicamente sostenibile, un po' per la burocrazia, un po' per i costi, un po' per tutta una serie di problemi, perché lavorare stanca e la gente e anche, diciamo, per tutta una serie di motivi preferirebbe fare
l'impiegato, il promoter, il venditore di pannelli o qualsiasi altro tipo di lavoro. Detto questo, quindi l'importante di questo 28 aprile è duplice, perché noi siamo già in grado di fare un bilancio della nostra azione, della nostra attività, che ci ha visto nascere naturalmente al porto di Oristano. La gran parte di noi si è conosciuta proprio al porto di Oristano, quando sono arrivate le prime pale di questa nuova era, e da lì abbiamo deciso di costituirci come gruppo, come associazione, per estendere anche tutta una serie di attività. In questo bilancio, cosa dire? Io lo dico sempre, i bilanci possono essere positivi e negativi. Senz'altro è positivo per tutto quello che abbiamo fatto, anche per i risultati che siamo riusciti ad ottenere, ma questo non deve farci, diciamo, impigrire, perché il momento è estremamente delicato, molto delicato, e si rischia di pregiudicare tutto il lavoro fatto in quest'ultimo anno, che necessita questa spinta ulteriore per cercare di bloccare il più possibile i progetti che stanno venendo, gli ultimi che si stanno purtroppo approvando. Non mi dilungo sul discorso PNR, ma è strettamente legato a quello, quindi fino a quando ci saranno soldi pubblici da spendere ci sarà questo problema della colonizzazione energetica. Noi dobbiamo guadagnare tutto il 2026 per rendere inefficace qualsiasi tentativo di utilizzo di queste somme. Il 2030 devono aver già rendicontato tutto, sono lavori abbastanza complessi, quindi cerchiamo di resistere ancora un po'. In questi 2 anni ne abbiamo fatto tante di iniziative, ne possiamo ricordare qualcheduna. Partiamo dalla più dispendiosa in termini di energia, è quella senz'altro la marcia che ha unito simbolicamente 2 luoghi identitari per eccellenza, che sono il Pozzo di Santa Cristina e il Nuraghe di Marumini, una marcia che ci ha portato a fare centinaia di chilometri e a dare un segnale forte. Era veramente da tanti decenni che in Sardegna non marciava più nessuno. Noi l'abbiamo fatto in maniera autogestita, auto-organizzata, insomma, anche con la nostra età, con i nostri problemi di salute e di altro. E lì abbiamo senz'altro trasmesso all'esterno quello che era una forte volontà di impegno e di determinazione. Tantissime iniziative. Per quanto riguarda le iniziative legali vi devo dare una notizia: abbiamo chiuso la denuncia per il progetto ALAS. Il progetto ALAS è l'unico cantiere in essere per l'eolico in Sardegna, quindi ce n'è uno cantiere, quello lì, e la denuncia è partita 5 minuti fa, quindi ho chiesto anche al gruppo della NUR, abbiamo chiuso fra ieri notte e stamattina ed è una denuncia molto importante, per il quale io personalmente mi sono speso molto, ed è la prima denuncia dove chiederemo all'autorità giudiziaria di bloccare le autorizzazioni amministrative. Non è mai stato chiesto in Sardegna e nemmeno nel resto d'Italia. È una legge particolare, sconosciuta anche agli avvocati. Naturalmente chiedere non significa ottenere, però c'è la possibilità per la giustizia ordinaria, se nel Tribunale di Sassari ci sarà un magistrato coraggioso, noi stiamo chiedendo di disapplicare quelle che sono le autorizzazioni e i procedimenti amministrativi del Consiglio di Stato e anche dei TAR, perché la situazione di quel progetto è vergognosa, nel senso che loro sono partiti con un cantiere con un'autorizzazione di Solinas del 2024, quando ancora c'era lui. Poi c'è stata la pronuncia della Regione Sarda sulle aree idonee,
che ha parzialmente bloccato, ma non ha bloccato niente, non lo sappiamo, perché non ha fatto nessun riferimento alle distanze dai siti archeologici. Praticamente queste pale sono anche a soli 500 metri da dei nuraghi, da delle tombe, quindi non rispettano minimamente diciamo, le leggi che lo Stato italiano ha fatto sulla materia. Ma siccome ogni legge viene interpretata, l'interpretazione che ha dato la Presidente del Consiglio è che sebbene le distanze non fossero state rispettate, quel progetto non andava a interferire. Due parole su questo progetto perché è veramente gravissimo. 10 pale, interesse al comune di Itili e Villanova Monteleone. E dopo Macomer, diciamo, e Cabras vi è la più alta concentrazione di siti archeologici di tutta la Sardegna, in quell'areale, quindi è impossibile, sarebbe stato impossibile far approvare questi progetti, rispettando naturalmente la normativa, ma la Presidente del Consiglio dei Ministri ha dato comunque un parere di ottemperanza, quindi prendendosi la responsabilità di non rispettare le leggi che lo Stato italiano si era dato. Lo può fare con una delibera del Consiglio dei Ministri e noi ci opporremo in tutti i modi possibili e immaginabili. Si vede qualcuno? C'ha problemi? Vabbè, ciao. Quindi questo è, diciamo, l'ultimo. Prima di questo abbiamo fatto qualcosa come 50 osservazioni ai singoli progetti. Tutti i progetti che sono stati oggetto delle nostre osservazioni, fatte naturalmente con la NURA, soprattutto con Giusi, poi anche con Piero Azzori, anche, diciamo, nessuno di questi progetti è stato approvato. Qualcheduno è bocciato, quindi tutto quel lavoro è servito perché a livello gli stessi progettisti erano poco avvezzi alla materia, una materia nuova che è stata più volte integrata e quindi tutto questo lavoro è servito. Non c'è neanche un cantiere di fotovoltaico laddove noi siamo riusciti a presentare le osservazioni. Però i progetti sono tanti, non sono 60, i progetti purtroppo sono quasi 800, quindi la situazione è gravissima. Non so se avete visto oggi il post di Mauro Pili, che ci stavamo guardando il sito di Marera, e quindi quello di Terna, dove praticamente anche alcuni progetti approvati come quello di Carloforte risulta fra quelli, diciamo, autorizzati. È un progetto vergognoso quello di Carloforte, ne abbiamo parlato, fra le altre attività siamo andati diverse volte anche a Carloforte, a Sant'Antino, abbiamo seguito i pescatori sardi, siamo andati alla Caletta, siamo andati ad Alghero, abbiamo organizzato la manifestazione di Alghero, ne abbiamo fatte veramente tante, siamo sempre stati presenti, diciamo, in qualsiasi iniziativa, sia dal punto di vista legale, utilizzando le nostre competenze, le nostre capacità e utilizzando la volontà di ognuno di noi di essere presenti, determinati e vicini ai produttori. Molti di noi sono andati anche agli incontri che hanno riguardato lo scandalo della dermatite bovina che si sta ripresentando. Come la pensiamo su tanti argomenti lo sappiamo, non ci dilunghiamo perché naturalmente tutto è parte del problema. Noi non dimentichiamo che pur dovendo focalizzare sull'utilità delle azioni, perché adesso c'è questa emergenza, il problema viene da lontano, abbraccia tutti i settori dello scibile, viene da molto lontano, tende a comprimere le libertà non solo della Sardegna, ma di qualsiasi cittadino sardo, italiano, europeo e di questo pianeta. Poi Giuseppe. Giuseppe. Abbiamo, come ha detto Gianfranco, siamo vecchietti, non ci sono tantissimi giovani, quindi
abbiamo avuto anche purtroppo dei lutti, abbiamo ricordato 3 persone che sono state vicine al presidio, o vicinissime, però non dobbiamo dimenticarci forse la prima, che era al porto con noi ed è rimasta al porto tutti i giorni. Conci, come si chiamava? Ricordaci. Elisabetta, che lei è venuta a mancare e al porto c'era tutte le notti praticamente, anche in un modo che non si è ben capito, perché quella denuncia non ha avuto seguito, l'hanno fatta passare per un suicidio, l'hanno fatto passare, c'erano tante cose che non tornavano, io ho cercato di interessarmi, ma purtroppo non se ne ha avuto, non è la prima, insomma, e non è neanche l'unica, perché insomma nella sua vita lavorativa, nella sua vita dell'impegno, anche lei si è spesa in tante battaglie e in tanti modi. Magari essendoci riuniti come associazione dopo, molti di voi non ve la ricordano, non se la ricordano, ma il porto era veramente accanita e sempre, giustamente accanita, è sempre presente anche lei. Quindi io direi che possiamo andare avanti. Gianfranco, abbiamo nominato, quindi Giusy l'ha preparata, quindi ha dedicato una poesia per la nostra Laura, adesso Giusy ce la leggerà. No, non vengono. Hanno avuto continui problemi di famiglia. Allora, il figlio di Laura è entrato all'Ente Foreste dopo e purtroppo Laura non l'ha saputo. Lui voleva, già anche l'altra volta, ha detto era lì per venire, voleva anche, insomma, ha detto presentarci la nuova compagna, gli avrebbe fatto piacere così. Quindi verrà un'altra volta. Sì. Io infatti diciamo questo, che magari questa poesia Giusy vieni e dedicala a tutti i combattenti del presidio che adesso ci stanno guardando da lassù. Questo l'avevamo fermato un po' tutti i soci. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Come ha già preannunciato Gianfranco, il 28, il giorno della Sardegna, può sembrare una scelta casuale, ma in fondo non lo è, perché serve come commemorazione per queste 3 donne che abbiamo perso purtroppo strada facendo, e 3 donne che hanno accompagnato le nostre battaglie, ed in particolare l'ultima, Laura o Lauretta come la chiamavano tutti, che ha animato tutte le nostre battaglie. Sembra persino strana non vederla lì in mezzo a noi col suo piglio e con le sue battute pungenti, oppure fuori dove ci riunivamo viziosi per fumare. È molto strano, purtroppo è la realtà, ma penso che questa giornata di oggi sia la giornata più adatta per commemorarla, perché lei, come pure gli altri 2, ma lei è l'ultima che è andata via, è stata una grande donna. Tutti sappiamo quanto ha sofferto nella sua vita, sappiamo quanto si è spesa in tutti questi anni per le battaglie, per la nostra madre terra, sappiamo quanto ha fatto rimettendoci sonno di tutto per anni e anni. È stata una delle prime donne che ha combattuto per la terra sarda,
e quindi ritengo che sia la giornata più adatta per inserirla tra le grandi donne di Sardegna. E noi, il Presidio Permanente del Popolo Sardo, vuole ricordarla così. Io ho scritto la poesia e poi questa meravigliosa grafica è opera di Gianfranco. Allora, a Lauretta, chiedo scusa per l'emozione. A Lauretta, cara compagna di battaglie, piccola grande donna, dalla fragilissima corporatura, apparentemente indifesa, ma silenziosa, indomita guerriera, dietro l'esile corpo, dietro la sofferenza accuratamente celata e repressa, portavi su di te il peso del mondo. Con pugni chiusi, armati d'amore per la nostra terra, con la rabbia, tua perenne compagna di viaggio, tenesti testa alla notte tumultuosa, cercando nella guerra di sconfiggere i draghi della paura. Passo dopo passo combattevi ogni ostacolo nella tua vita e nella tua terra, mentre le tue cicatrici si moltiplicavano, stampandoti addosso una maschera di dolore, camuffata di speranza e incrollabile grinta. Piccola figlia di Sardegna, di una terra aspra come te, vittima di colpe non sue come te, combattesti ferita tante volte, con dolore ti rialzasti tante volte. L'ultima battaglia, la più importante, l'hai dolorosamente persa. Ora, nella tua pace, urla pure senza giustificarti, piangi pure senza pudore, corri come facevi in auto, senza sforzi e senza difese. Vendicati, Lauretta, vola alto come solo tu sai fare. Grazie Giusy, parole toccanti, insomma, ricordare Laura sempre genera emozioni di un certo tipo, non lascia nessuno di noi indifferenti. E poi nelle parole anche le teniamo qui con noi. Però dobbiamo andare avanti e senz'altro Laura avrebbe voluto, non senz'altro, ancora più di senz'altro, Laura vuole che il Presidio vada avanti e che la lotta per la Sardegna vada avanti e raggiunga diciamo, dei risultati per tutti noi, per chi ci sarà dopo di noi, per i figli di Sardegna. Cicci Tommaso Lapino, che come mai oggi il Presidio nel suo... A 19 anni della sua decesso. Della sua morte, certo. Sì, credo che è mancato in tutto questo tempo il riconoscimento a Cicci Tommaso, fra tanti, di Cicci Tommaso si può dire tutto, nel senso che ha scritto tutto, dalla saggistica alla filosofia e via dicendo, che quindi non certo dovrei essere io a spiegare il personaggio professor Francesco, basta, non dovrei essere io, però ho avuto, come dire, quella fortuna che ti capita tu, che
partecipi a tante iniziative in Sardegna che hanno sempre a che fare con lo sviluppo di un'azione di conoscenza e di azione. Quindi conoscenza e azione. Perciò all'interno della CSS, io che sono tra coloro che l'hanno fatta nascere la CSS, eravamo in 11, tra questi c'era anche Eliseo Spira, e i rapporti ovviamente tra Eliseo e Giovanni Lilio, Francesco Masala e tanti altri, Pino Usai, Gianfranco Sabatini, erano talmente stretti che quindi quasi a parte Giovanni Lilio, ma gli altri si sentivano in dovere di partecipare alle nostre riunioni della Commissione Cultura che io presiedevo. Quindi, come dire, sempre lo presiedevo, non lo so neppure perché. Certo, avevo una qualche idea di cultura, ma Cicito a un certo punto è quello che più di tutti, lui un socialista, un vero socialista della prima ora, non dimenticate il suo rapporto per esempio con con Emilio Lussu, quindi Emilio Lussu che produrrà, che farà, che lavorerà per la costituzione del Partito Socialista di Unità Proletaria. Quindi di fatto eccolo che improvvisamente dice: ma è proite, lo facemos, no aumentamos. Su che ha fatto Giovanni Argioi sul 1794, sul 28 di aprile. Poi non aumentamos. Ma quindi una festa, ma quindi un modo può aumentare che i nostri servizi, che i nostri vestiti, come totus, come il francese, per esempio, ed è 4 anni prima la rivoluzione francese, no, con Giovanni Argioi davamo 4 anni avanti. Dunque, fadevo questa festa, se uso la ponavo in sa CSS, e in sa CSS noi ha pure federazione, sicuramente questa federazione che via che Sagali via segretario Deo fu di federazione tra balladores elettricos. Dunque non avevo bene, da fadevo questa piesata, devo succedere questa piesata in idea di Francisco. Questa idea di Francisco fu di una festa itinerante che doveva rispettare questo itinere della festività stessa, si doveva muovere di paese in paese, di anno in anno, non doveva essere una festa che aveva una sorta di popolarità, di teatralità. Eppure sapete voi che Cicito Masala del teatro sapeva qualcosa, no? Ne capiva qualcosa, non si storia del suo teatro sardo, e anche questo è una sua opera. Perciò viene deciso che la prima festa, sa prima festa sia aumentante sa rivoluzione, sa diesarda, aumentante sa rivoluzione. 1988, il 28 di aprile del 1988,
con anche Cicito Masala andiamo quindi alla festeggiare questa giornata particolare, giusto con un cantore che ha, come dire, utilizzato anche i versi di Cicito per cantare la sua voglia di battaglia a favore della Sardegna, e quello è l'amico Franco Madao, che viene appositamente da Milano, perché allora era a Milano, viene appositamente da Milano per poter celebrare Sadie Sarda, che la Federazione tra Balladores ed Etricos aveva organizzato e armonizzato in Santa Cristina di Paulilatino. Quindi questa è la prima fase della Cicito, quando come dire, l'anno successivo andiamo a Isizudas di Sant'Ali e alle grotte Isizudas di Sant'Ali. Grande parco, grande come dire, incontro. Ancora una volta lui è felice di questa fase, di questa parte, di questo itinere, di questo momento di, come dire, di comprensione e di stimolo a fare meglio, a buttarci, come dire, dentro come dire, questo momento di battaglia interiore ed esteriore, quindi fare una battaglia politica a favore della Sardegna, quindi non è per festeggiare, è un momento di incontro per chiarire quali possono essere gli argomenti da portare fuori per rispaldare l'economia sarda, che continua ad essere, nonostante tutti i piani di rinascita, continua ad essere molto come dire, molto povera. Quindi 1989 la FDE cessa di organizzare la Sadie di Sardegna e il nuovo segretario, che è anche storico, oggi è anche uno storico, il nuovo segretario generale della CSS, Francesco Casula, e non trova soluzioni perché sia la stessa CSS a portare avanti la celebrazione del 28 di aprile. E capita poi, come capita sempre, che nel 1993 viene come dire, realizzata la legge su Sadie di Sardegna, quindi Sadie Sarda diventa Sadie Sardegna perché ovviamente per la regione autonoma della Sardegna doveva trovare spazio all'interno della propria legislatura, all'interno della propria legislazione, con Piero Marras primo firmatario della legge. La legge viene approvata e la prima manifestazione vera e propria avviene con credo che sia nel 97, con l'assessorato di Efisio Serrenti, con l'assessore Efisio Serrenti, che comunque la fa diventare qualcosa di più importante sotto l'aspetto della festività e anche della teatralità, ma certo non in direzione di quello che intendeva dire anche Cicito Masala. E anche come dire, capita in isatopus che Venus gli da fare sia in Ceragius che in Castello, si intendi Cicito e Ducas a uno di questo isatopus
Cicito, che già fu spriato con i figli serventi, possa scuola come si chiama? Sì, Salimba Salla, e quando il figlio fu di assessore in provincia di Castello, gli ha fatto società Rossa Limba Salda, ecco una pagattata, la società Rossa Limba Salda. Questa società Rossa Limba Salda noi abbiamo dato buona risposta Cicito, e poi niente intervento esatto da altre persone, quindi non mi piaceva meno su chi ha fatto il fisio in Sabrino, via della Sardegna, non mi piaceva che hanno i sintesi di questionare da teatro, mi casca poi da Via della Sardegna non è cosa che ho di Santos. E abbiamo usato sul Dinao Cicito, ma mi sei interessato, che se tu sul papo della Via della Sardegna, se tu poi non si devo presentare, devo portare a Mario Melisi e ascoltando noi fu di puro e Piero Marques. Dunque ti lamenta, certo che mi lamento io. E dunque a Cicito Masala compete alla fine l'idea, la paternità dell'idea della Via della Sardegna. Va detto ancora una cosa per essere chiari. Via della Sardegna dovrebbe essere un momento veramente di incontro e di pianificazione progettuale per evitare che la Sardegna, come è avvenuto anche in questi ultimi tempi, perda in pochissimi anni, 20.000 giovani che sono definitivamente espatriati, dove hanno trovato un lavoro utile per loro e per le loro future famiglie. Ecco, questa deve essere, qui va riportata anche Sapienza Sardegna, non tanto a una spettacolarizzazione dessa vie, ma a un proposito di progettualità per l'economia della Sardegna. Grazie Pino, che ha fatto un excursus e ci ha rinverdito la memoria su come nasce e come siamo arrivati qui adesso. Ma Gianfranco, si Cristiano si sardo? No, Cristiano si sardo, non si... solo il sardo, ma non si comprendeva, no, si Cristiano si sardo. Allora, ascolta. Questo è un linguaggio diverso, questo non è sardo. A proposito del sardo. Nominavo in realtà Piero Maras è uno dei cantatori che incluso al tinto, anticavo e furavo de Cicito. Frase scommente che sos carabinieri lo permettono, no? Si chiede sdegno e sos carabinieri lo permettono, è rubata pari da Cicito, ma come io tantissimi altri autori, artisti sardi hanno attinto veramente a piene mani. Paolo Illonca, anche Marisa Samia cantava testi, poesie, straordinarie poesie di Cicito Masala. Tornando alla sua figura eclettica, c'è da ricordare che era anche un grande drammaturgo, ha scritto molte commedie, tra cui la più famosa è quella di cui andremo a proiettare il film, che è Sos Cari Biancos, ovvero Quelli dalle labbra bianche.
E cioè, in poche parole, lui ha voluto raccontare come un sardo, un gruppo di sardi, vengono estrapolati, proprio sradicati dal loro paesino per essere buttati in Russia, in questo caso, in un ambiente completamente diverso da quello che hanno vissuto, proprio come sradicare una pianta dal suo giardino, dalla sua terra madre, e con tutte le conseguenze poi che sono implicite nel fatto che uno viene proprio eradicato dalla sua cultura, da quello che magari al momento gli sembra, come vedremo dagli interpreti di questo film, gli sembra bellissimo abbandonare, finalmente ci si apre altri mondi, altri orizzonti, poi ti accorgi che il tuo universo può essere anche il tuo paesino, e tutto sommato attorno al tuo paese dove avevi tutto quello che poteva servire, pur nella sua semplicità e povertà. Passerei due parole anche velocemente anche a Bustiano, che l'ha conosciuto, ha conosciuto tutta la sua opera, il suo lavoro. Se vuoi intervenire anche tu, Bustiano, due parole su Cicito sono ben gradite. No, non posso aspetta, mi costitue. Io per piacere di andare da Cicito Masala per un motivo fondamentale. Cioè Cicito Masala è stato sul riferimento di questo che si chiama neosardismo fino a che Zampa Marras non ha compattato l'idea di Antonio Simon Mossa di metta più completa di Cicito Masala e più spacco un uso difficile a condividere in breve. Per quale motivo? Io cerco di spiegare grande stima, io naturalmente Cicito Masala è una cosa incredibile, si lotta tutto un po' all'invasata, l'hanno fatta tramite intuizione sua, assemblea, varias e così via, quindi è un uomo veramente importante, ma poi viene a mettere severo, specialmente contro gli intellettuali e i giornalisti sprezzolati che lo scamai attaccare negli sterzi, non si usa messa sparaulas, i terribili che hanno arrivato a sparare la critica, ma viene a scontro su PC che hanno scritto un libro, quello della Labbra Bianche, appunto a tu comprendere che praticamente lo sprioneri politici in Russia in costretto a si mannicare sono storiche e che non mai a storiche si mannicano sul morto, cioè sono sprioneri che morivano praticamente e hanno cannibalizzato. Su PC è stato passato in campo in massa, è stato passato contro Cicito Masala, che è una cosa che non poteva succedere sul paradiso sovietico. In Russia tutto deve girare al meglio, insomma, quindi non fu possibile che lo sprioneri siano stati trattati in questa maniera, costretto a si mannicare soli che può campare e a cannibalizzare sono morti e solo matessi. È una cosa incredibile che li sembolaia tutto un castello totale che li sembolaia. Ma Cicito è stato fino alla terribile contro intellettuali che tanto è come godinivama, per esempio il nemico giurato di Antonio Pigliaro. Antonio Pigliaro se lo accusaiata e poi è stato pure condannato Antonio Pigliaro sul tribunale di Oristano, è stato condannato, mi pare che stia a paio anni di galera, pro ricostituzione del partito fascista. Cioè in pratica hai attentato di anche un golpe fascista dopo che il fascismo praticamente è già tramontato. E non che pure ti toccanne una Madonna che non si poteva toccare, insomma Antonio Pigliaro. Toccare Antonio Pigliaro non è possibile toccare Antonio Pigliaro, quindi sollevata di scudi eccetera eccetera e così via. Ma non solo, si è applicata contro Mario Melis, che dopo il vento sardista, Mario Melis è il presidente della regione
e in pratica è un personaggio che è un capo di Stato, non è un presidente della regione. Mario Melesi è un capo di Stato, il suo immaginario collettivo, ma non solo il suo immaginario collettivo, che a Mario Melesi tratta che in capo di Stato o de altro Stato, come che si statuisse a capo di un Stato. Però poi te succedeva che totalmente in mano alla su PC. Appena che Mario Melli si arricava da Sacratea de Goi, vi che la tiraia, e tanto se non si sulleva io mai la Sacratea, che tenia della perdere, e non ha presentato nessuna legge di carattere salvista. L'unica legge che ha presentato di carattere salvista Mario Melli l'ha presentata a scadenza del mandato, cioè la legge su passalingue e la cultura. L'ultima seduta è giunta. L'ha presentata e quindi Ciccio Massimo l'accusa io del gusto. Ma un altro nemico che è seppure un santone intellettuale, e cioè che ha attaccato Ciccio Tomasa Michelangelo Pira, Mialino Pira, paesano nero. Mialino Pira è l'immaginario collettivo è visto come un difensore della lingua sarda, ma non è legale. Mialino Pira, che ha fatto un scontro con un poeta che si chiama Pietro Mazza, che scrive praticamente la poesia in sardo, ha fatto un scontro pubblico in Chinusa, cioè la rivista è Chinusa, e non Mialino Pira dichiara non si può continuare a parlare con il dialetto perché ritarda l'apprendimento della lingua italiana. Cioè, quindi questo Ciccio Tomasa si è legato a supporre che se l'ha legato, non mi l'ha mai perdonato, non me l'ha mai perdonato. E un nemico quello giurato è solo. Però guardate bene che qua adesso il giudizio è adesso e parla mio una controversia macchiata di ideologia, cioè che ha accusato solo di essere su Berlusconi esatto. Però questo interpato impara un ragionamento di questo tipo, fatto un ragionamento ideologico, cioè che uno si è ricco non può combattere con la Sardegna, e cioè praticamente va a rientrare una lotta di liberazione nazionale in una lotta di classe. Non pronuncia Ciccio Tomasa la tesserata su PSI, Partito Socialista Italiano. Non fi tesserata a un partito sardo, Ciccio Tomasa la fi tesserata al Partito Socialista Italiano. Quindi è un personaggio che ha varie sfaccettature, ma tra queste sfaccettature è pure questa questione, cioè quindi il nemico giurato del suo partito italiano, che lo dichiararia come traghettatores, intermediatores di una giuridanza, però per esempio il nemico, cioè su Matteo in contrasto con Emilio Lusso. Emilio Lusso che ha spaccato su Bisdazzi Emilio Lusso, costituendo un partito socialista sardo, però è durato 6 mesi e poi è entrato su PSU, cioè quindi in un partito italiano. È entrato e Ciccio Tomasa però non lo accusa io di questo, ma lo accusa io del centralismo, cioè caso il PSU quindi un partito basato sul sistema del partito comunista allettano, sul centralismo democratico, no? Cioè che però di fatto è un centralismo vero, democratico, prendete contorno, poi che comanda il suo segretario politico e tutto si intorace del suo segretario politico. Salim Basarda. Ciccio Tomasa è stato caso promotore adesso quando sono polita sa firma, Salim Basarda, e ammenta Ciccio Canno sul segretario provinciale di Nucolo, come non viene il suo nome, ma io ho sempre in memoria e in questo momento non mi viene, e ha mandato una circolare che io ho pubblicato come sa, e su archivio che su Achene l'ho pubblicato in internet, una circolare che diffida da su iscritto del suo PC a firmare la collettura di Salfirma, la posa di Basarda, che se no è da appoggiare sono separatista. Questo è scritto proprio voi e state liberi.
E Cicito, guardate però, bisogna notare la finezza, Cicito è un grande combattente, però introduzione della lingua sarda come materia curricolare, guardate bene perché non è curricolare, materia di studio, non materia però veicolare, cioè materia che sacale studiare, lingua che sacale studiare, no, una lingua da studiare tedesco tipo sul latino. Cioè, notate però, cioè, lo personaggio tocca dello sconoscere bene, non pronuncia, infatti sì, Cicito Masala è un nemico della lingua sarda comune, il contrario della lingua nazionale sarda. Ecco qui questa lingua curricolare e non veicolare, cioè sono finestre che tocca denotare, però può conoscere questo personaggio che sono stato da entrare in tutto questa sfaccettatura, insomma, che bisogna in questo personaggio. Uno gigante, Cicito Masala, badate bene, Sinuite, è scritto Simon Mossa, probabilmente è stato il referente di tutto lo partito indipendentista, in tutto questo limite è chi invece Simon Mossa non ha mai mostrato. Simon Mossa, grazie però, guardate bene, a Giampiero Marras, cioè Simon Mossa esiste, Giampiero Marras ha colpito sul pensiero di Simon Mossa e ne ha fatto un pensiero compiuto, e quindi schimuso tutto la varia fase del suo pensare di Simon Mossa grazie a Giampiero, però il pensare di Simon Mossa è un pensare completo, non bisogna questa contraddizione che bisogna sul personaggio di Cicito Masala, grande nemico della stampa del petrolio, cioè noi sicuramente, cioè un metà di voi non si lamentano di sicuro, ma comunque sia trattando questo periodo dei Rovelli, eccetera eccetera, ha comprato l'Unione Sarda, la Nuova, Ambardua, sul giornale, poi ha scritto pure tutto quotidiano, cioè i giornali sono attesi del petrolio, però poi su tutto il quotidiano è diventato invece che hanno fallito, imprese di studio quotidiano, l'ha applicata in mano su una cooperativa, l'ha applicata. Io la conosco bene questa storia che bisogna poi stampare sul popolo sardo e poi stampare, siccome in Tinari non abbiamo, a chi ha una prestazione d'opera, cioè non buonare e a chi ha poi io però può guadagnare sui nari, io a chi ha l'oroscopo, a chi ha l'oroscopo adesso è tutto quotidiano, può guadagnare sui nari e poi stampare su tutto quotidiano. Cicito Masala è stato su prima a utilizzare tutto quotidiano come arma contro due giornali in mano a sos petrolieri, ma se vedete sull'articolo di Cicito Masala, guarda, sono bomba, cioè sono tagliente da su massimo, cioè non si regola che sa sparare, è una cosa incredibile, cioè hai una pinna, una scrittura proprio un'arma, una pistola, cioè come te, Sapinna poi siete una pistola, sparaiata a zero, a tutto quanto, non mi daiata a nessuno. Ecco, questo è una bella impressione di Cicito, nonostante noi siamo usati da innanzi, cioè rispetto a tanto, eccetera, indecisione sua, fino a fine vita, e se ha nato questa sparaula. La Sardegna, il popolo sardo, non ha futuro. L'unica scelta è l'indipendentismo. Questa sono le ultime parole di Cicito Masala. Va bene, ci sarebbe ancora tanto da dire e ne dirà ancora Francesco Casula che attendiamo da un momento all'altro. Direi che sarebbe piacere, come abbiamo pensato, ci proiettiamo Sosna di Biancos, che è probabilmente la sua opera più famosa. Tenete conto che questo film è stato fatto in modo un po' poverello, con pochi mezzi. Tra l'altro l'interprete principale è sardo ed è di Santa Giusta, il famoso Capito Mia e Lucio Sales. Quindi anche per quello ha un senso questa proiezione. Il film è un po' poverello, si vede che hanno usato ben pochi mezzi.
si vede che la produzione aveva difficoltà a trovare finanziamenti per i film erano veramente scarsi, quindi vedrete in modo anche plateale, quasi, non dico ridicolo, ma veramente essenziale, poche sparatorie, poche simulazioni di bombe vere e proprie, carri armati 4 contatti, riciclati continuamente, perché costano, affittare un carro armato costa, e queste cose si vedono, però rimane il fatto che ormai il film era stato iniziato, si doveva fare, è stato fatto tra l'altro nel 1980-81 e si sono spostati in Jugoslavia, dove costava poco anche lavorare, la manovalanza, c'era la neve che serviva per simulare la Russia, quel periodo in Russia, perché chiaramente questi ragazzi sardi sono stati sbattuti in Russia in pieno inverno e sappiamo come ha fatto l'Italia allora, ha prelevato persino le armate che aveva come la Germania in Nord Africa, le ha spostate dal Nord Africa alla Russia senza mica cambiargli l'abbigliamento, cioè in Nord Africa dove combattevano praticamente solo con i calzoncini, il petto nudo perché non si poteva resistere, e li sbattono con questo abbigliamento ultra estivo direttamente in Russia. Tanto è vero che dei 350.000 morti in Russia sono morti quasi, non hanno neanche dovuto ammazzare i russi, sono morti da soli, congelati per fame, non avevano niente. Gli scarponcini erano proprio il cartone pressato. Immaginate come stare in Russia 40 sotto zero con un abbigliamento del genere. A 40 sopra lo zero. Una cosa impossibile, veramente l'Italia era la dimostrazione di cosa è capace di fare uno Stato, da quanto è incapace di tutto. Va bene, vediamoci giusto per capire un po' l'ambiente di questi ragazzi. Vi dico subito che io, ad esempio, passando dal libro al film, rimango un po' deluso. Moltissimi spesso leggono un libro, a chi non capita poi vedono una realizzazione filmata e non sempre sono entusiasti, perché ognuno comunque di noi se lo immagina a modo suo, si vede già le sue trasformazioni mentali degli ambienti, dei personaggi, delle facce, eccetera. Poi chiaramente si vede questa realizzazione, però prendiamo poi quello che è pur poverello e comunque è Sorsole in bianco, uno dei lavori più importanti da drammaturgo di Gigi Tommaso, l'ha trasformato in film, ripeto, nei primi anni '80, ha avuto una certa diffusione allora, però certo non poteva competere con i film americani, dove loro se fanno un film oggi sulla seconda guerra mondiale si parla di 150 milioni, 300 milioni di spesa, cioè spendere 150-300 milioni di dollari di spesa per fare un film, lì se ne sono cavati con 4 soldi proprio, non so neanche se li hanno pagati poi, Lucio era sempre incazzato perché eravamo molto amici e ne parlava ogni tanto di questa epopea, che poi tra l'altro Lucio era stato preso come secondo attore e poi ha surclassato quello che doveva essere il primo, che è sempre un sardo, Ghiani, e tant'è vero che parlano tutti del film di Lucio Salis, non di Ghiani. Capita anche questo. Allora, abbiamo oscurato tutto, vediamo come funziona la cosa. Chiaramente c'è la possibilità che non sia perfetto di visione perché attentissimo, che avrà riconosciuto qualche paesano sicuramente. Cosa siamo? L'avete già visto? Abbiamo con noi Salvatore Garaude, per un po' di meno che prende anche il stile, quindi può dare una valutazione. Vuoi dare una valutazione così a caldo sul film appena visto da te, che intendi anche di regia, che hai fatto delle cose. Vieni Salvatore, vieni così. No. Vieni qua, è un'occasione troppo ghiotta, non stiamo sfuggire. Adesso di vedere il film, no, l'ho visto, non mi ricordo quanti anni fa, almeno buoni 20 forse, 15 o 20, sì. Lucio Salis, che è bravissimo, è stata giusta, andiamo sempre un po' sonoparto, diciamo la verità, e anche in zona. Sì, vabbè. In realtà è bravissimo, è proprio bravo. La regia, era un film difficilissimo da fare, veramente con pochissimi mezzi, veramente in mezzo alla neve vera. E sì,
Sì. E tutti gli attori sono bravissimi. Io già quando lo vidi la prima volta, appunto 20 anni fa, rimasi stupito. Caspita, un film con molti attori sardi che fanno un film bello, serio, cioè con i piedi ben posati in terra, senza nessun abbellimento, senza nessuna inutile, anche movimenti macchina, movimenti camera, non c'erano movimenti tanto per abbellire il film, no? Crudo e nudo, è veramente un film. Io gli feci complimenti già allora a Lucio, dissi fare un complimento al regista, veramente bravissimo. Mi dispiace che sia un documento così importante che poi dovrebbe circolare di nuovo, secondo me. L'avete fatto bene a progettarlo oggi, bravi, è stata una bella sorpresa quando sono arrivati. Tema assolutamente con quello che ci dice Tommaso, che ha prodotto molte cose, tra cui questo testo, questa opera, quindi da un libro suo, e quindi va bene. No, sono contento Allora, il momento clou della serata è questo. Non abbiamo niente po' di meno che un monumento alla cultura sarda, un monumento vivente, lo scibile di tutto ciò che si può sapere sulla Sardegna. Voi dite un minuto del 1393 e lui sa cosa è successo. Francesco Casula. Il monumento mi pare importante. Facciamo il tiro, No, è alleganza, perché era soltanto che No, lascia, che vedi dove registrato. Voi sapete che oggi è la giornata del popolo sardo, Sadie de sa Sardegna. A me questa terminologia non mi piace, perché giornate ce ne sono per tutti. C'è la giornata del gatto, del leone. A me piace chiamarla festa nazionale del popolo sardo. Perché? Perché noi abbiamo decine di feste religiose e civili, tutte ottriate. È un termine che deriva dalla lingua francese, che vuol dire tutte imposte da fuori e dall'alto. Non abbiamo una nostra festa, una festa indigena, nazionale mi piace di più. Ecco perché noi dobbiamo anche nel lessico adeguarci alla realtà che noi viviamo. Festa nazionale del popolo sardo vuol dire che finalmente i sardi hanno una loro festa, costruita qui, che li riguarda direttamente. E riguarda direttamente che cosa? Il fatto di Sadie de sa Sardegna, della festa nazionale del popolo sardo. E vi leggo brevemente in sardo una cosa che ho trovato bellissima, di un atto teatrale, di un regista e attore teatrale e cinematografico, è autore di questo atto unico teatrale sulla festa nazionale dei sardi. L'attore è Piero Marcialis, che scrive: firmaisi e a razza e rigungia, a razza de onori, sardus gente de onori, e tantannai de noi su totus, quinceus cogausi strangiu, pro amori de sa libertadi, nossi, pro amori de sa roba, la sai stai tutto, non toccheis nulla, non divareus nulla de saliga de isi strangius. Nel testo non c'è aliga, un termine un po' più crudo, avete capito che cosa? Chi disappapita Torino, con saluti, a nos interessa a essi, meris il domo nostra, libertà, traballo, autonomia. Da che cosa deriva questo passo? Molto significativo, che esprime il senso
del 28 aprile del 1794. I piemontesi sono stati cacciati da Castello e da Cagliari, piemontesi, nizzardi e savoiardi. 514 è il dato ufficiale. Un mio amico storico, Carta di Bolotana, parla invece di almeno 600 parassiti cacciati da Cagliari. Si dirigono verso il porto con i carri pieni zeppi di ogni ben di Dio. I popolari cagliaritani irrompono perché vogliono prendersi questi beni che sono dei sardi, non loro. Carne, prosciutti, formaggi, lana, eccetera. Interviene un capopopolo cagliaritano, beccaio, macellaio, beccaio si chiamava, e dice quello che avete sentito: lasciate stare, ma cosa ce ne frega noi di quella merda che si vogliono portare a Torino? A noi interessa la salute, il lavoro, la libertà, l'autonomia. Questo è stato il 28 aprile. Hanno cacciato i piemontesi, ma non perché erano piemontesi, erano parassiti della corte. Uno dice per 514 persone. Significa che ogni cagliaritano aveva sulle spalle 40 parassiti. Ogni cagliaritano. E allora, quello che dobbiamo capire e discutere, il significato di questa lotta. Perché io so che ci sono sempre gli intelligentoni che dicono non è servita a niente, poi sono ritornati. È vero, sono ritornati. Perché quelli stessi che avevano organizzato la rivolta, Vincenzo Cabras, 2 generi, tra cui Efisio Pinto Sirico, si venderanno nuovamente ai Savoia e loro stessi li richiameranno e ritorneranno dopo qualche mese. Efisio Pinto Sirico si venderà perché gli viene concesso un ruolo di podatario, vuol dire amministratore di un feudo, e gli altri si venderanno perché sono stati tutti accontentati e saliti sul carro del vincitore. Qualcuno può dire la colpa è nostra, non è servita a niente. No, è sbagliato pensare che dobbiamo valutare una lotta esclusivamente per il fine contingente politico militare che si raggiunge in quel momento. E grazie a questa lotta dei cagliaritani nel 94, in seguito di Alghero e poi di Sassari, che secondo 3 grandi intellettuali, secondo me sardi, è nata la Sardegna moderna. Quindi il problema non è se hanno raggiunto un obiettivo politico in quel momento, che si è iniziato a creare una coscienza, una consapevolezza diversa. Dobbiamo dirlo, per secoli i sardi hanno chinato il capo e si sono un po' rassegnati. Adesso hanno questo moto di orgoglio, alzano la testa, drizzano la testa e dicono basta. Quando Francesco Lezzi si rivolge ai popolani e dice lasciate perdere questa roba, il problema per noi è un altro, ha ragione e riesce a interpretare Piero Marciani il senso generale di quella lotta, perché è vero che ritornano alla fine del 94, ma sapete cosa succede nel 95? Tutto il Logudoro, tutto il Nord Sardegna è incendiato da moti di ribellione da parte dei vassalli, in modo particolare dei contadini. Decine di paesi che si riuniscono, si federano tra di loro attraverso patti comunitativi, vanno dal notaio, i delegati di 40 paesi vanno dal notaio a Tiesi e firmano davanti al notaio dei patti promettendo che non verseranno più mezza lira ai feudatari, che si rifiuteranno di pagare le tasse feudali
a costo di versare l'ultima goccia del loro sangue, decine e decine di paesi. Questo processo che si verifica in tutto il nord della Sardegna, soprattutto nel mondo naturalmente agricolo, più che pastorale, tra i contadini più che tra i pastori, sfocia in un avvenimento che i libri di storia si guardano bene da parlarne, anche quelli cosiddetti specialistici, che è l'occupazione di Sassari. Sassari il 28 dicembre del 1795 viene occupata e i feudatari vengono cacciati. Viene arrestato il governatore di Sassari Santuccio, viene arrestato l'arcivescovo che nella cacciata dei piemontesi era stato risparmiato a Cagliari. E chi sono questi che occupano Sassari? Lo riferisce un cronachista e uno storico dell'epoca, Francesco Sulis. 13.000 vassalli armati, 13.000 che occupano Sassari. E aggiunge uno storico al di sopra di ogni sospetto, Filo Sabaudo, lo storico ufficiale dei Sabaudi, il Manno, aggiunge 13.000 armati accompagnati dalle loro donne. Altro che donna nel focolare, seguono i loro uomini per occupare Sassari e proclamare una sorta di repubblica. Mi si dirà, anche questo sostanzialmente fallisce, perché di nuovo prevalgono i Sabaudi, ma la lotta continuerà. Nel 1796, con un protagonista assoluto, di cui dirò qualche cosa velocemente, Giovanni Maria Angiovi, un eroe tragico, docente all'Università di Sassari dopo la laurea, docente all'Università di Cagliari dopo la laurea in utroque iure, si diceva allora in giurisprudenza, diritto civile e diritto canonico. Esponente della Reale Udienza, ma non uno qualunque, è la prima voce, una sorta di presidente del massimo grado della magistratura. C'è di più, imprenditore agricolo che coltiva il cotone, ha 2 fabbriche, una di guanti e una di cappelli di Berritas, un uomo ricchissimo, ma soprattutto prestigioso, carismatico, che ha amici non solo a Cagliari, ma in tutta la Sardegna, notai, avvocati, gente del popolo, gente della Chiesa, teologi che insegnano teologia morale all'Università di Sassari. Un mio amico ha fatto una ricerca e pare che sostenesse Angiovi persino il vescovo di Ales. Quindi un personaggio di livello assoluto. Come pensa di utilizzarlo il viceré Giovanni Maria Angiovi? Mandandolo a Sassari per sedare le rivolte feudali che erano scoppiate in tutto il 1795 e gli dà i poteri identici a quello del viceré a livello amministrativo, giudiziario, politico, militare, e parte il 3 febbraio del 96 da Cagliari, attraversa tutti i paesi della Sardegna che trova nel tragitto e si uniscono a lui centinaia e centinaia di vassalli armati. Arriva a Sassari dopo 25 giorni, il 28 febbraio, accolto col Te Deum dei canonici della cattedrale di Sassari. E cosa fa? Seda le rivolte. Angiovi si rende conto che i vassalli hanno ragione e a una lettera scritta dal viceré da Cagliari risponde: ma nemmeno per sogno, questi non sono in grado di pagare le tasse. Tenete presente che io tasse feudali sono arrivato a contarne 43, tra cui una tassa sui topi che è stata messa da uno che è scappato da Sassari quando sono arrivati i vassalli, il duca dell'Asinara, Zospupedor de Sossoriges, un
stupendo è un recipiente di sughero che raccoglieva il grano e i contadini dovevano pagare questa tassa. Perché? Non perché i topi mangiavano il grano, perché avrebbero potuto mangiarlo. Per cui era una tassa rituale, nel senso che il reato non veniva consumata, però dovevi pagarla ugualmente. Bene, Angioy si rende conto della situazione dei vassalli e vuole portare la rivoluzione antifeudale anche a Cagliari. Viene fermato a Oristano dall'esercito Sabaudo, fra l'altro da un largo montonaggio del Ficio Pinto Sirico, che viene riconosciuto dai sardi. Pintoretto, no, non so Pintoretto, se l'è fatta addosso e ha negato la sua identità. Viene imposta su Giovanni Maria Angioy una taglia di 1500 lire sarde. Costretto a salvarsi, scappa, si rifugia prima in Italia e poi a Parigi, dove morirà solo, abbandonato da tutti, senza mezza lira, perché gli vengono sequestrati tutti i beni che erano immensi, suoi e della moglie, ricchissima figlia di un commerciante genovese. Non riesce a pagare neppure l'affitto a Catherine Dupont, che lo ospitava come nella sua casa, abbandonato da tutti. Questo io l'ho definito un personaggio da eroe greco. Avrebbe scritto di lui Eschilo, Soffocle e Euripide, ricco, benestante, prestigioso, di livello altissimo a livello culturale, eccetera, su cui si impone una taglia come se fosse un bandito. E noi a dire ma forse anche lui ha fatto errori, è ambiguo, così dicono molti storici sardi, è ambizioso, ma che cosa poteva ambire Giovanni Maria Angioy? Il suo disegno è chiaro. Una volta che a Sassari ha sperimentato Denis sulla situazione dei vassalli, liberare la Sardegna dal feudalismo, ma di più, matura un'altra scelta: liberare la Sardegna dai Savoia, e metteranno in atto questo suo disegno due grandi personaggi che i libri di storia si guardano bene dal nominare: Francesco Sanna Corda, un sacerdote che tenta una rivolta a Santa Teresa Gallura per instaurare in Sardegna una repubblica sarda indipendente. Ripeterà l'esperimento Francesco Cilloco, sempre nel 1802. Questa repubblica sarda indipendente la teorizzerà Giovanni Maria Angioy in uno scritto in francese, memoriale, in cui parlerà di una repubblica sarda indipendente federata alla Francia. Capito il perché? Perché lui è in Francia, probabilmente aveva qualche speranza che Napoleone potesse intervenire ancora in Sardegna. E quello che disegna è di una modernità incredibile. La Sardegna divisa come Repubblica Sarda Indipendente in 4 dipartimenti. Anche il termine dipartimento è mutuato dalla Francia. In Francia non ci sono le province ma i dipartimenti. Ma la cosa che a me ha colpito è un altro fatto. All'interno di ogni dipartimento sono contenute le regioni storiche della Sardegna. Ogni dipartimento ha le sue regioni storiche, che hanno una funzione enorme per la loro specificità culturale, economica e sociale, cosa di cui non si parla. Oggi non sappiamo neppure quali sono le regioni storiche, se non qualche cartina geografica che ce le ricorda, ma a livello politico non hanno alcun senso, non vengono prese in considerazione. Lui ha capito che bisognava partire per costruire questa Repubblica Sarda Indipendente, da lì, dal basso, dalla base. Tutto questo noi non lo troviamo perché la storia sarda nei libri scolastici è stata interrata o falsificata. 3 esempi brevissimi. È uscito da poco un libro per le scuole elementari di una casa editrice importante, Feltrinelli, dedica un capitolo ai popoli italiani. E nella stessa pagina ci sono i Camoni. Sono abitanti della Val Camonica tra Brescia e Bergamo,
120.000 abitanti oggi hanno i Camoni, 15 righe. Poi continua con i popoli italiani. I sardi, 8 righe e mezzo. Ma è di quest'anno il libro. 8 righe e mezzo ai sardi e 15 righe ai Camori. Secondo esempio, nel 2005 la Repubblica, giornalone italiano, edita un libro, un volumone, 800 pagine, che distribuisce in tutta Italia a decine di migliaia di copie sulla preistoria nel Mediterraneo. Io mi precipitai a comprarlo per vedere finalmente un grande giornale parla della Sardegna nel suo libro. 300 pagine alle piramidi egiziane, 300 pagine. Allora, arriverà il capitolo sui rurali, manco nominati, 0 pagine. Alla civiltà nuragica, che tutti gli studiosi oggi, di destra, di manca, di sopra e di sotto, dicono che è la più alta civiltà nel Mediterraneo occidentale. Terzo esempio, anche questo ha dell'incredibile. A Oristano, qui vicino, a casa tua, Giovanni, un supermercato, per pubblicizzare i suoi prodotti, ha diffuso l'immagine di Eleonora d'Arborea, chiamandola sindaca di Oristano. Sindaca di Oristano. Naturalmente la fotografia, l'immagine di Eleonora d'Arborea è quella falsa che vediamo sempre. Quella che noi vediamo non è Eleonora d'Arborea, è Giovanna la Pazza, figlia di Isabella di Castiglia e di Ferdinando d'Aragona. Eleonora d'Arborea è riportata nella chiesa di San Gavino a San Gavino in una scultura insieme al padre Mariano IV, il fratello Ugone III e il marito. Quella è Eleonora. Ma questo io lo posso capire, difficile da capire, sì, però non mi meravigli che la chiami sindaca di Oristano, perché è una nostra grande scrittrice, famosa, eccetera, eccetera, di cui non dirò mai il nome nemmeno sotto tortura, perché bisogna dire il peccato ma il peccatore, mi insegnava il Papa Giovanni XXIII. Ha sostenuto che Eleonora d'Arborea non era una regina, era una giudicessa, non capendo che la giudicessa è una regina, il giudice è un re. In tutti i documenti, le iscrizioni, iudex sive rex, giudice, ossia re, non cognoscens superiore, che non conosce uno sopra di lui. Bene, questa cosa è successa in televisione qualche anno fa e si continua a parlare di giudici. Io non ne voglio più sentire. Il giudice oggi, come viene percepito da uno profano? Un magistrato. Il giudice è un re. E la cosa incredibile, che tipo di re è? Semidemocratico. Perché non poteva fare quel che voleva. C'era la corona dell'uomo, c'era il Parlamento, ma stiamo parlando del 900.000, in cui c'è il buio assoluto, altro che Parlamento, altro che Carta Costituzionale. A scuola si studia, non solo nell'università, nei licei, studi per geometri, ragionieri, la Magna Carta inglese. L'altro giorno Augias inizia così, con la Magna Carta, l'habeas corpus. La Magna Carta non riguarda i diritti dei cittadini, riguarda i privilegi dei nobili. Sono riusciti a strapparla per limitare il potere assoluto del sovrano. La Carta dell'uomo riguarda i diritti dei cittadini. Qualche sapientone mi ha fatto notare, ma non di tutti, solo dei liberi. Guarda caso, quando viene emanata la Carta dell'uomo, i sardi sono tutti liberi, perché sono stati liberati da Mariano IV, qualche decina di anni prima, che dichiarando guerra ai catalano-aragonesi chiama a raccolta tutti i sardi dicendo loro: se voi parteciperete a una lotta per combattere i catalano-aragonesi vi libererò tutti, servi, schiavi non esistevano in Sardegna, e semiliberi. E così succede.
Per cui tu hai una carta dell'ONU che riguarda tutti, che riguarda l'habeas corpus, uno non può essere condannato senza un regolare processo. Ma siamo nel 1492, non siamo nelle Costituzioni del Settecento, non siamo nell'illuminismo. Di questo non se ne parla, perché significa accreditare alla Sardegna di meriti che ancora nessuno riconosce, perché si pensa e si scrive sempre, anche nei libri cosiddetti rigorosi, di Sardegna Fenicia, Sardegna Punica, Sardegna Romana, Sardegna Vandala, addirittura Sardegna Bizantina, Sardegna catalana aragonese, Sardegna spagnola, Sardegna piemontese, Sardegna italiana. Sapete cosa manca? La Sardegna sarda. E anche quando c'è, mancano i sardi, che vengono considerati delle comparse, in attesa che arrivino dal mare i giganti per liberarli dall'arretratezza. I giganti non esistono. E quelli che esistono sono i giganti di Monteprama, sono i giganti della nostra civiltà nuragica. Allora io dico questo, discutiamo su tutto, una cosa però su una cosa dobbiamo metterci d'accordo. Senza la conoscenza della nostra storia noi non andiamo da nessuna parte, perché la storia ci dà gli strumenti per essere consapevoli, coscienti e per superare quello che Nereide Rudas, la fondatrice in Sardegna della psichiatria, chiamava la vergogna di sé, a iniziare dalla lingua. Anch'io ci sono cascato oggi, avrei voluto parlare in sardo. A iniziare dalla lingua, che con i tiranni sabaudi non è che viene proibita, viene criminalizzata. Un certo Baudi di Vesme, noi come sempre da Selvi gli abbiamo dedicato persino una località, Portovesme, in un'opera del 1844, Considerazioni economiche e civili sulla Sardegna, scrive: debbasi insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado l'italiano. E vabbè, io non sono contro l'italiano, tantomeno contro l'inglese, contro il cinese. Prosegue: debbasi insegnare l'italiano come elemento di incivilimento testuale. Cioè non è che devi imparare l'italiano perché è un'altra lingua e ti serve, o può servirti, come servono tutte le lingue. No, devi imparare l'italiano per essere civile. E il sardo? Un residuo assolutamente da dimenticare, è proibito. Questo è il problema che noi abbiamo, al di là di tutto. Se noi non superiamo questa vergogna di sé, che così la chiamava sia Placido Cherchi che Nereide Rudas, non c'è niente da fare. Se tu pensi di non farcela, non ce la farai mai. Allora ecco perché noi dobbiamo partire da Sadia e Sardegna. È una robetta, qualche storico ha detto, e le amministrazioni regionali lo hanno seguito, perché Sadia e Sardegna l'hanno uccisa le varie giunte che si sono succedute. Prima era un'occasione di studio, di confronto, di mobilitazione, poi addirittura è stata dedicata, che so io, alla brigata Sassari, su cui io avrei da dire comunque cosa c'entra con la Sardegna. Per cui l'hanno uccisa perché Sadia e Sardegna, se noi lo studiamo bene, cosa ha significato la cacciata dei piemontesi, è fastidiosa. Ecco perché se ne parla poco, o se ne parla come un rito, come una liturgia. No, deve essere occasione di studio, occasione di confronto, occasione di dibattito, altrimenti a noi di fare della Dieta Sardegna un rito, una liturgia, magari un consiglio regionale, magari con l'inno Fratelli d'Italia, non ce ne facciamo niente, anzi è controproducente. Per cui il problema è come noi riusciamo a tenere insieme la conoscenza della storia, naturalmente per cambiare il presente. Perché non è che noi possiamo pensare di studiare Sadia e Sardegna per essere un po' più colti, per conoscere qualcosa in più. Insomma, la storia, come la tradizione, non può essere venerare le ceneri, ma conservare il fuoco e possibilmente questo fuoco attizzarlo, perché incendi le coscienze e incendi la Sardegna. Grazie. Tanto altro di Giovanni questione. Stavamo appena dicendo una cosa
applauso infinito per questo Baldini. Diciamo subito una cosa di cui abbiamo appena parlato con Davide. Cosa abbiamo deciso? Allora, abbiamo deciso che stasera chiederemo a Francesco Casula, prossimamente appena ci darà la disponibilità, di rendersi disponibile per la presentazione del suo ultimo libro, e dobbiamo arrivare preparati, quindi hai sentito Francesco, dobbiamo fare la presentazione del tuo libro, però dobbiamo arrivarci preparati, questo è un... certo, è il professor Casula, quindi noi dobbiamo già arrivare preparati sulla storia. Avete sentito cosa ha detto e quello che molti di noi pensano. Noi dobbiamo far tesoro delle nostre origini e guardare con la dovuta dignità la nostra storia, se veramente vogliamo prendere in mano le redini della nostra terra e del nostro popolo, perché tutto quello che, molto di quello che ci hanno detto o di quello che ci hanno nascosto parla di un popolo, non parla di una mera popolazione, e noi da lì dobbiamo ripartire, perché non possiamo essere abitanti inermi, dobbiamo essere cittadini protagonisti del nostro futuro. E con questo cosa dobbiamo fare, Gianfranco, per essere protagonisti del nostro futuro? A proposito, voi avete bisogno di coltivare che sia il fuoco, attizzare, ma lui è l'accendino, è il fiammifero della Sardegna, quello che veramente ci può dare una mano di aiuto. E come abbiamo detto, sarà con noi appena possibile, organizzeremo qualcosa del genere per tutti quelli che hanno a cuore la Sardegna, la storia della Sardegna, ma anche, come detto, non per mera cultura fine a se stessa, ma perché appunto si prenda coscienza di quello che ci aspetta, perlomeno se ci teniamo, quello che dobbiamo affrontare, cioè rendere la Sardegna di nuovamente, come quando ha citato i regni sardi, o il regno sardo diviso in 4 regni, di nuovo autonoma, indipendente, sovrana, che parlasse, come è successo per secoli, da pari a pari con le altre corti europee, con una lingua sua che aveva la sua valenza, la sua dignità, cosa che abbiamo perso ultimamente. Francesco sarà il nostro cerino, per il resto noi vogliamo un pizzone. Io volevo fare una domanda a Francesco, una mia curiosità, per capire perché sulla lingua ci sono sempre delle posizioni diverse, e volevo capire, perché io ho sempre avuto molta paura della lingua sarda unificata, perché ritengo, e ho sempre, quello che mi bloccava era quella di perdere 377 lingue, perché è come un discorso di biodiversità. La tua posizione magari è differente, quindi qual è l'importanza di avere una lingua unica per un popolo? Intanto, la lingua sarda è una e una è mia. Non esiste campidanese e logudorese. Esistono casomai tanti campidanesi, tanti logudoresi. Ogni paese ha la sua lingua, o meglio, ogni paese ha la sua parlata. Il problema è che tutti continuino a parlare la loro lingua. Chi stiola commente cheres, diceva Ciccitu Masala, ma iscrie commente depes. Tu parli come vuoi, come fanno tutti i popoli. O penserete che il milanese parla come il napoletano? Però tutti si attengono a una norma scritta, non orale. Andate online, allegano l'orlaese. È difficile pure allegare un po' sull'orlaese o un premier sparo. Noi narramos a IE o U, a IE o U. Improponibile. Fagide fuori.
Ma io continuo a dire a Yeoku, questa è la parlata di Olollai, ma scrivo Vaghide Vogu, punto. Allora tu continua anche a dire pai invece che pani, ma scriverai pani. Io sostengo la lingua sarda unificata, ma semplicemente per la scrittura. In questa lingua sono contenuti tutti le semi, tutte le parole che anche singoli paesi hanno diverse. Allora noi diciamo pilocu per dire pizzino, va benissimo. Cioè non è che l'unificazione grafica escluda la ricchezza linguistica. Guai se noi pensassimo di fare una lingua a tavolino che dice questa parola si può dire e questa no. Tutte le parole devono essere contenute in lingua sarda unificata, tutte. Il problema è come lo scrivi. Non puoi scriverlo a sa moda tua. Allora non c'era una moda di scrivere perché non si scriveva. Non venite a dirmi ma noi siamo abituati. E allora, lingua sarda unificata con regole precise di scrittura, tutta la ricchezza lessicale dentro questa standardizzazione grafica della lingua. E mentre la ponimmo si pezzi su Gallurese, su Sassarese, su Tabarchino, su Saligherese, non costituiscono la lingua sarda, sono lingue parlate in Sardegna, ma non fanno parte della lingua sarda, sono lingue allogene, all'otre, alloglotte, presenti in tutta Italia. In Italia noi abbiamo 18 lingue che non sono italiane, in alcune zone si parla il greco, l'albanese, il ladino, e vuol dire che io disprezzo queste 4 parlate, ma nemmeno per sogno. Dobbiamo valorizzarle, conservarle e arricchirle come lingue all'oltre che sono presenti in Sardegna ma non fanno parte organica della lingua sarda così come noi l'abbiamo conosciuta nella letteratura e nella tradizione, che è da spiegare con motivi storici. Sia in algherese, occupazione di Alghero da parte dei catalani aragonesi, cacciano gli algheresi e quindi rimane solo i catalani e quella lingua si intramanda. Tabarchino, stessa cosa più o meno. Tabarca era un'isola occupata dai genovesi, alcuni di questi vengono fatti schiavi, poi liberati, vanno a Carloforte eccetera e continuano con quella loro lingua. Gallurese è un misto, così mi dicono gli esperti, io sono solo un curioso della lingua, non un esperto, è un misto fra pisano, italiano e corsicano. E il sassarese è una lingua che si è imposta soprattutto con la presenza dei comuni italiani. Tutta la mia stima, io ho molti amici sassaresi, soprattutto uno che si interessa del sassarese, ma non fa parte organica del sardo, tanto che lo Stato italiano, che qualche volta ci azzecca, parla di lingua sarda, ma non parla di queste 4 lingue all'oltre. Per cui apertura massima, eccetera, però basta con questa idea di bisticciare tra campedanesi. Non me frega, non mi dà futti in nulla. Ma perché io dovrei bisticciare su un elemento che unifica la Sardegna? Anzi, che dovrebbe unificare la Sardegna. Perché, e termino, noi non abbiamo mai avuto un'unità politica nel passato, no? Neppure nel periodo giudicale. Non so se è stato un bene o un male, questo è un altro discorso. Abbiamo 4 giudicati, non una. La Sardegna, dice il Dio, è sempre stata acefala, non ha voluto uno che dal centro comanda il premierato, scempiaggine che comanda, eccetera. Abbiamo 4 giudicati, quindi non unità politica, ma unità culturale, sì. Pensate voi ai Nuraghi, che sono da Teulada fino a Zaghera, pensate voi alla lingua, che è testimoniata dalla nostra letteratura, in modo particolare dalla Carta dell'Uomo. Per cui basta con queste polemiche inutili, facciamo le polemiche di sostanza sulle cose su cui non siamo d'accordo, ma se siamo d'accordo nella sostanza bisogna marciare uniti
possibilmente per vincere, perché quando si marcia divisi in genere si perde. Come i fuochi artificiali si finisce sempre col botto, lo scoppio più bello, più potente. Potevamo finire con Francesco assolutamente. Devi dire qualcosa. Ragazzi, questo ragazzo interviene sempre dappertutto. Secondo me dappertutto. Guarda, è qualcosa di fenomenale. Non fidarti di fare qualcosa anche in cose che lui ci segue e interviene. Grazie. Francesco, devo farti una domanda, che non so se sicuramente sì, che non sono riuscito a farti quando abbiamo presentato il tuo libro e di conseguenza una riflessione che vorrei far fare a tutti voi, perché sarebbe di per sé una cosa molto strana e però non ci mettiamo mai il perché. Se non sbaglio, nel 1946 c'era stato il referendum tra monarchia e repubblica, giusto? Se leggete i libri di Francesco, esterna veramente tutta la sua simpatia nei confronti dei piemontesi, perché i piemontesi ci hanno fatto tanto più male forse di tutti gli altri invasori messi insieme, ci hanno fatto di tutto, le cose più poche. Bene, la Sardegna è l'unica regione che nel referendum ha votato la monarchia, ha votato i piemontesi dopo tutto quello che ci hanno fatto. Allora vorrei chiedere a Francesco quale potrebbe essere una qualunque sia giustificazione a una cosa che di per sé è assurda. Grazie. Intanto vorrei precisare che Olorlai ha vinto la Repubblica col 78%. Per l'ergastolo invece. Io invece non mi meraviglio che in Sardegna, come nel Meridione, abbia votato monarchia. Per due motivi, secondo me. Un motivo di sostanza e un motivo di comunicazione da parte dei repubblicani. Soprattutto nelle zone di campagna, arretrate a livello culturale, di informazione, col predominio fortissimo clericale, la Repubblica era vista come un sistema di tipo illuminista, anticlericale, mangiapreti, del disordine, della licenza. Qui grande responsabilità hanno i partiti della sinistra, che non sono riusciti a far capire che la Repubblica era una nuova forma costituzionale che doveva chiudere con la monarchia. Invece è stata forse troppo politicizzata, per cui la gente, anche semplice, in buona fede, dove non c'era una forte sensibilità culturale, che c'è stata Olorlai per un motivo semplice, ve lo dico subito, perché dopo la guerra, con la deposizione poi dei podestà, Emilio Lussu decise di nominare sindaco, venivano nominati direttamente dall'Assemblea Costituente, Michele Columbu, che era, oltre che un sardista molto convinto e allora anche abbastanza lussiano, un repubblicano, perché i sardisti si presentavano nei paesi. Io ricordo il mio maestro elementare, il giornale che leggeva era La Voce Repubblicana. Erano prima di tutto repubblicani per la lotta che avevano fatto durante il fascismo contro il fascismo e contro la monarchia, dove non c'era questa consapevolezza. La gente ha votato molto condizionata, ripeto, dalla Chiesa, dai giornali, dalla propaganda reazionaria e dalla propaganda monarchica, che nel sud era fortissima. Tenete presente che dopo la guerra
ci sarà alle elezioni, il partito monarchico sarà molto forte, avrà decine di deputati. È Achille Lauro il capo, quello che prometteva la scarpa destra nel caso che l'avesse votato. Quindi io non mi meraviglio, è un fatto proprio culturale, che non c'era coscienza. Tenete presente che siamo negli anni 40, 50, 46, per cui la scuola era pressoché assente, i media erano in mano appunto ai clericali, ai reazionari, ai monarchici. Perché è vero che la monarchia è entrata in crisi, però era ancora forte, ripeto, soprattutto nel meridione. La cosa assurda è un'altra, era forte soprattutto nelle zone più penalizzate dalla politica sabauda. Questo sì lo trovavo, però per l'altro non mi meraviglio. Questa è secondo me la ragione che io ritengo abbia portato la gran parte dei comuni del meridione e della Sardegna a votare monarchia e non repubblica. Repubblica spaventava un po', era una cosa nuova. Del resto, tutto quello che non spaventa ancora oggi, non si capirebbe altrimenti perché siamo in questa situazione. Grazie. Presidente, questa moda perché i sardi continuano a votare i loro carnefici. Io lo chiamo sardo-masochismo. No, si resta a la domanda, si pregunta, sa pagamento. Sì, pagamento io. Uno è il mizzo online, bisogna che lo fai, ragazzi, darà tutti. Come ti ha votato questa abolizione del sergastolo online? No, è un dettaglio. No, in Austrici abolì il sergastolo, quindi poi Giorgio voleva un'altra domanda, Francesca. La mia voleva essere giusto una considerazione, tornando al concetto della lingua sarda, quindi parlo di una mia esperienza degli anni 70 in quarta elementare. Io ho parlato sempre in sardo, mia mamma ci ha insegnato il sardo ed era contraria a insegnarci l'italiano. Lo conoscevano ma non ci ha mai voluto insegnare. Quando sono andata a scuola ho trovato difficoltà in molti termini e quindi in quarta elementare la mia insegnante, considerata una grandissima insegnante, mi ha bocciato perché io non ricordavo termini tipo Saturunda, non sapevo come si diceva mestolo e tanti altri termini. Quindi mi hanno mandato nelle classi differenziali dove mandano i figli dei carcerati e disadattati. Questo a me ha segnato e io non ricordo più niente nella prima, seconda, terza e quarta elementare. Mia mamma è stata una grandissima donna e mi ha detto che devo essere orgogliosa, continuare a parlare in sardo, è il motivo per cui oggi io amo ancora tanto la mia Sardegna, l'Otto, e quello devo anche al presidio che mi ha aiutato tantissimo a continuare questa lotta a difendere la mia terra. Non mi pare una domanda, in considerazione su cui io sono assolutamente d'accordo. Ce lo teniamo prezioso perché, ripeto, l'ennesima volta lo porteremo assolutamente a una serata dedicata solo a Francesco Casula perché merita tutti. A presto. Da presto anche. Va bene? Preparati perché ti interroghiamo. Niente, quindi a questo punto. Allora, c'è Giorgio, lo conoscete, è stato con noi al porto, a Cagliari, in tante battaglie, che ha preparato e ci vuole leggere una cosa. Naturalmente noi non lo leso, questi non fondesi. No, questi sanno. Bene. Professor Casula, per dare solo. Noi siamo un bambino, quindi noi siamo sconfinati, sono dell'online. Noi diamo... sulla gravettale. Noi siamo sul fuoco, su andiamo su copo, è più difficile, quindi, però siamo sempre barbaricino, sconfinante, quindi noi non possiamo non sbagliare, nel senso, è giusto dare. Voi andate su e noi andiamo su copo, però se andiamo a creare un libro di storia sarda e comunque è scritto sarà in latino in fondo l'articolo del suo documento, noi siamo sconfinanti anche sono online sostenere che voi ospitone su di non online
Noi sì, sostenimos quindi i sacchi saccava che abbiamo su saccava de Orlando, in cui abbiamo buscato tutte le cose antiche e che aveva più l'Ubenau, questo castello di Orlando, tra virgolette. Però noi siamo sconfinati, quindi lo comprendiamo più velocemente. In ogni caso, penso in terza da resolution, cioè bisogna creare dei schieri usato corretto per comprendere tutto. Quindi non prende usato un vero. Quindi si scrivono, cada uno l'impatto suo, ed è un po' più difficile. Quindi i poeti sono ispirati a solo godere sono più comprensibile. No, lui non sono un poeta, non lui mai legge, però mi sono dedicato a comprendere come funziona la poesia e a creare anche un mezzo meno. Allora, è un tecnico del centrale, qui che opportunità loro, e che noi siamo scusati di accensione della rete sarda. Quindi dice esattamente tutto il momento di distribuire la rete elettrica in alta tensione, il centrale e così via. Sul compito di tenere. Quindi di entrare in servizio sulla macchina di Sardegna idroelettrica, la sfremmare, decidere il guasto di burri, tutto questo problema. Poi, che succede? A un certo punto, Losana a un'inizio bene, ma mandava in turni i continenti a legare a consegna dello impianto idroelettrico di Sardegna in Abruzzo. Ciao, pure per le zone. Ok, va bene. Io devo allora, al momento che ho scritto non decide a mettere a naufrago, quindi ho scritto salire della Sardegna, mi sono ispirato comunque. Sono a Pratobello 2024-2026. Come cantico dell'indipendenza, inno della libertà. Ha parlato sul più possibile, ma ispirato insomma. In questo tempo di disamistà, se la guerra schiena la memoria, sul rischio su come nucleare, perché tornare a sapere storia, a sapere in maniera dell'umanità, quando sul neolitico primordiale in Sardegna, idea di spuntare salva sul sole in salto mare. Mi sono venire tumbas e altare, a sul sole alziano sa gloria, che sa vita tutto il donavana, a s'ambiente salvo e s'animale. Salva sul sole buio adoravana, sull'orizzonte s'assunta del suo mare. Sabile aquila e via di spiccare, sul volo in alto in sala libertare. Se oggi l'urgente può andare a s'impudire alziando sul monte, il destotto custa l'antichità, scommette sa prima di è primordiale. Sul sole spunta di sull'orizzonte, s'assunta brilla sul mare, salva si ruia distinguida, brilla su via d'argento s'armida. Sabile aquila, ide si spiccare, sul volo in alto a sua libertà. Ma in costando di disamistare, di guerra, sodio, bombardamento, in volo spiccano missili scruentoso, pochi pizzitos innocentes, in Gaza senza nessuna piedade, sabe contro la sua umanità. E pertanto dobbiamo comprendere, non per più tempo per perdere, che costantemente il filo prepotente non parla di certo di si fidare, ponendo parcos eolico e solari in terra e subentrare in mare. Sa Sardegna non può rischiare sul possibile bombardamento, torna sul popolo. Scusate, siamo qui per il convegno e non per le altre istituzioni private. C'è una piazza del Patarese. Esatto, ma troppo lungo. No, va bene. C'è. Va bene. Abbiamo Si può dire che frimo, non è solo a pagare di cioè, è solo cultura, poi non lo so, come decidete così, questo è il tutto, Allora, in caso di interrotto mi viene un po' difficile. Comunque, se la Sardegna non può rischiare sul possibile bombardamento, torna
sus populares movimentos contra os danos ambientales, os direitos torna dessa história e esquina antigas memorias. Terra de Nuragio e Sardegna, patria de antigo Sardana, de mare Tarso Soltinha, con la patriota corsicana, con le spiagge smeraldas marinas, de rocas que esculturas divinas, dove incanto sul ambiente e isla de natura indipendentes. Nessuno ha diritto di ruinare, su sardo corso di splendore, sul mare, sul limpido lugore, se ne sa vista realmente ambientale. De palas eoliche di orizzonte, decreto di sabile prepotenzia, criminale, politica, violenza, natura che diritto di fronte. Prossimamente speculazioni, se eolico come a fare, di tutto sardo parlamentare, sul politico, della corruzione, tutto d'accordo espropriazione. Non conta la nostra antichità, il pulso sacro, dove si altare, non conta sulla pratica civiltà. Non conta San Domo degli sul gigante di Monte Prama, in domo nostra polende castigos, gustos políticos europeos inimigos. Popolo esemos in eredità, che sospira di difendere, di questo macro malo a intendere, questo curve dobbiamo contrastare. Non conta su Sampere né Resone, né Soseruca sul fronte militare, né l'or de guerra né persone, mortos in altre di alimentare. Posa patria sammento di gioventù, patriota, de brigate di virtude, de sa brigata sassio sul sudario, ma sa politica de sus afagos. Basta los políticos ambientali, basta sul pluso istituzionale, mai un decreto omicidiale per la finanza internazionale, la mafia finanziaria, con tutto un siso e si cana parattale, questa unione euro di salute non avevo senata dittatura. Basta dell'Europa male sentita, senza perdere con camisale, che il cane sa Russia censurare finita la terza guerra mondiale. De questo il decreto stranello, senza poter manco referendare, sa gente non può baiolare, riparte la lotta per torpello. Riparte di barbaggio di Orgolo, sul monte dell'Imbara, Belvisi, uno capitano Palai, Sanura, Stella Rosastrina. De Montear Cittaro San Marina, de Gostera Montango Sansinara, Alghero, Campidano Pramura, Zigresente Santa Catura. O torna su un momento resistente, della nostra ragione rimarcare. S'assilo la nostra indipendenza, sul diritto che dobbiamo salvare, con sul diritto internazionale, pro sa giustizia, nostra libertà, tutto con patto di rivoluzione e ragione che sono antiche l'ospitone. Un ragione delle istituzioni, con sul diritto di non governare, seguono da sul 1297 un regno nazione. S'indipendenza da rivendicare, questo è sul mondo del pedischire, si storia il motivo di seguire. Con questa nostra rivendicazione si sta saldo corso tutta la nazione. C'è un stato di istituzione impedita da secoli di inganno, del diritto umano, della ragione, basta il perpetuo incatenare, la nostra impedita unità a un popolo fiero torramos, fiero della nostra entità, del diritto e della libertà. Giusta giustizia de sus pastiglianos. Basta colonia a sardinare, basta colonia a sus corsicanos. Diritto compreso a noi umanos. A sa nostra nuova generazione, salvare l'ambiente e la ragione, sul cammino la nostra unità, l'unione, la patria e la libertà. Si storia passare sul presente, in diritto in paga e ragione, dell'antico regno indipendente, de Sardegna e Corsica nazione, basta lo tempo di tirannia, basta lo tempo di carestia, basta la prepotenza di supportare Sardegna e Corsica del coloniale. Amo l'isola più bella e sul mare, che non rende di indipendente, da sa prima era di sovranità, da sa preistoria anticamente, con mente fu di antichità, sabile, aquila, spisiga a volare, dessa sede che la dobbiamo salvare, in alto, in buona sa libertà. Sa sacra si ispirano a pensare, a bere, l'altro si ispirano, a altre opportunità. Salva l'unione non si incammina, così Svizzera, nazione alpina, in buono a sa nostra libertà, nazione che non ha da sommare, si Svizzera è giusto di ammirare, nazione seria su governare, modello costituito federale, tutto buono da referendare, che non podemos confederare, fuori dall'Europa, del male ingannos, e come sanno, del nostro avvocato, si sta usando corso, noi siamo, sul diritto, non
internazionale. De tornare oggi non governare, sanno in storia e avvertenza, da sul 1297 sul 2026 su udienza, sa causa per la nostra libertà. De sospiro danni ambientali, se si appassiona la storia di cammino, almeno in questo caso, il destino, questa unione di stradale. De Leonora Arborea ambientale, sa femmina prima difensore, sa carta del luogo te ne sonore, esprime norma ambientale o costituzionale. Giovanni Maria Angioli, onorare, molto per la nostra libertà, magistrato di sacra udienza, della lotta per la indipendenza. Desistituzione bulla papale, diritto antico, tempo giudicare, con giusta causa internazionale, a non che liberare di Singanno. Questo 2026, sul buon anno, sul nuovo movimento popolare, sul diritto nostro a rivendicare dei coloni hanno che liberare. Fuori della guerra nucleare, fuori di questa eurodistruzione, sa nuova triconfederazione di archeologia che abbiamo sul mare, sa nostra reale convenienza, si svizzera con nessuna pendenza. Che proponiamo la confederazione, si sta usando un corso tutta la nazione. A suo voto la nostra decisione sul diritto che abbiamo di governare, salto su cosa possiamo votare, con giustizia, la nostra libertà. Patriota santo